Va ora in onda la rassegna stampa. Come si fa ad archiviare una manifestazione come quella di Piazza Duomo? Abbiamo sentito anche questa mattina. Il tripudio di Piazza Duomo. La voce di Sammy Varin che risuonava in Piazza Duomo. Esagerato, lo so, ma sono cose indimenticabili. E la canzoncina Padroni a casa nostra, una tamarrata pazzesca. Tu, Simone, non l'hai ancora sentita, ma te la farò ascoltare, che però sta avendo un successo incredibile. Tutti la vogliono. Sammy, me la mandi. A questo punto io non so se si può fare, però se la volete scrivetemi un WhatsApp e io ve la faccio avere, perché sta girando su internet, però poi non tutti sono capaci, come si scarica eccetera. Inviatemi un WhatsApp al 340 67 09 659 e vi faccio avere la canzoncina e anche il video che riassume un po' quella che è stata la manifestazione di sabato scorso a Milano, la manifestazione della Lega e dei Patrioti. Lo so, cose belle. Poi quando ci dicono che non c'era nessuno, questo ce lo fa diventare molto duro politicamente, perché poi basta vedere le foto e vedi che la gente c'era. Chiaro che se fai la foto alle 11 del mattino, eravamo lì ancora a fare le prove e non c'era proprio nessuno, c'erano i turisti giapponesi sicuramente. Santa pazienza, santa polenta. Intanto in radiovisione state guardando il filmato, questo è il filmato che praticamente era il reel di base su cui Sammy Varin parlava per annunciare gli ospiti internazionali che ci sono stati in questa manifestazione. Scrivetemi il più veloce, 340 67 09 659, riceve il video sul telefonino che poi potete inoltrare a parenti o amici, soprattutto naturalmente a quelli comunisti che dicono che non c'era assolutamente nessuno in Piazza Duomo. Buongiorno, eccomi qua, Sammy Varin, Radio Libertà. Simone, ma sai che allora, penso che sia una cosa che non succede in nessuna radio. Qui la gente sgomita per venire anche a fare regia. Cioè, capisci sta cosa? Oggi doveva esserci Francesco, invece è venuto Simone perché non ha resistito, diceva no, non posso fare a meno di rivedere Sammy Varin dopo la grande manifestazione di sabato, e mi sta tempestando di domande: ma com'è stato? Ma è vero che hai conosciuto Bardellà? E cosa ti ha detto Bardellà? E tutte... ma grazie, state veramente esagerando, anche tu Sammy Varin stai esagerando. Ma che avete già iniziato all'alba a scrivermi al 340 67 09 659. È sempre bello leggere i vostri commenti notturni, perché uno dice ma noi di notte dormiamo. No! Gli ascoltatori di Radio Libertà sono sempre svegli, vegliano, Vediamo cosa scrive questo, attenzione, non è facile, Buongiorno, buongiorno alle 4:56, l'ora che mi svegliavo io. Visto come stanno andando le cose, proprio perché non ha mantenuto le promesse fatte in campagna elettorale e seguendo le direttive della von der Leyen, di Draghi e Mattarella, il governo a guida Meloni cadrà dopo le amministrative di maggio, se le perde, o in estate per mano di Salvini. Ma chi è che scrive questa? È l'astrologa? Perché deve dare conto all'elettorato della sua base. Si potrà salvare dalla crisi soltanto se nei prossimi 12 mesi farà qualcosa di importante per l'Italia, ma ne dubito perché ormai il dado è tratto. Riprendiamo subito i rapporti commerciali con la Russia. Ragazzi, qui cominciamo. Mi fai un caffè che leggo il fondo del caffè, per a questo punto si va a interpretare, oppure cos'è che si usava, il fegato di qualche animale eccetera, per capire cosa sarebbe accaduto. A me piacciono le cervelle, che buone, impanate, una cosa. Come state, ragazzi?
sono Sammy Varin, l'avete capito, questa è Radio Libertà, una radio come non ne esistono, perché le radio devono essere serie, paludate, vi devono imbrogliare con gentilezza. Noi siamo gente schietta, non siamo capaci di imbrogliarvi, anche perché abbiamo le pezze al culo, non abbiamo effetti speciali e il regista gira la manovella per far andare tutto quanto, capisci? E allora grazie a tutti coloro che ci stanno aiutando già a quest'ora, semplicemente tu pensi adesso chiede soldi? No! Schiacciando il pulsantino condividi, e condividendo questa che dovrebbe essere una rassegna stampa sulla propria pagina Facebook, o addirittura la potete inviare tramite WhatsApp a parenti o amici dicendo: "Uè, senti questa radio che strana". Siamo molto strani, lo riconosco, stranissimi, proprio perché appunto al posto di fare la rassegna stampa sto leggendo i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Altro che bla bla da Radio Libertà. Bravo Marco, ma siete ridicoli, scrive un altro. Lo so, però facciamo radio. Buongiorno Sammy, voglio canzoncina e video, vedi, subito, guarda qua un altro, vorrei la canzoncina, grazie, mi spieghi il significato del 18 sulla maglia? È inutile che mi guardi, Simone, c'è un motivo. Allora, il filmato che adesso lo voglio il filmino, adesso tutti che vogliono il filmino, devo fare la rassegna stampa, ciao Sammy, inviami per favore la canzone del 18, grazie, Dani da Como. Sammy, credo che dovrai trovarti un altro lavoro, in quanto Giordano verrà cacciato dalla comunista Mediaset e approderà nel tuo ufficio. Scrive Enzo. Beh, io potrei sempre passare a Mediaset, dici, avere un leghista Mediaset, dici duraminga, hai ragione anche tu. No, beh, Giordano, adesso sono le polemiche perché l'abbiamo chiamato sul palco in apertura di manifestazione e ci è andato giù bello pesante. Remigrazione l'ha detta lui, quella parola, io non l'ho mica detta, l'ha detta lui, e pensa se l'avesse detta lo speaker, che cacchio ragazzi, Bene, no, dovevo dirvi perché quella del 18. Allora, intanto adesso mi avete fatto arrabbiare perché mi state scrivendo come pazzi. Allora, Simone, interrompiamo le trasmissioni, facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto, perché questa è una radio seria, una trasmissione seria. Vedi cosa c'è scritto lì? Guarda, è scritto qua. Rassegna stampa Sammy Varin, ok? Dovrebbe essere una rassegna stampa. Fermiamo tutto. Visto che mi state richiedendo a più non posso il pezzo tosto o improponibile, io che sono un programmatore musicale, programmavo la musica a Radio Italia anni 60 e non potrei mai mandare in onda a quest'ora del mattino un pezzo del genere, ve ne mando uno spicchio compreso del video. Signori, il venditore di pentole Sammy Varin è pronto a farvelo avere sul vostro cellulare a un prezzo eccezionale, ma solo per pochi minuti. Chi mi scrive al 340 6709 659 avrà questo bellissimo ricordo della manifestazione di sabato scorso a Milano, che voi ci foste stati, che voi non ci fosse stati, quella cosa lì, però ragazzi, questa è roba potentissima che non potete non avere, soprattutto non potete non inviare al vostro migliore amico, che naturalmente è comunista. Milano, 18 aprile, Duomo senza paura, niente filtro, padroni a casa nostra. Confini, gestione strategica, linea geopolitica, scelta logica. Perdi controllo, rotta demografica, paghi nel sociale, sfera economica. Clima più teso, la gente lo registra, non serve report, leggi dalla vista. Sicurezza base, condizione realista, la libertà non si perde di vista. Milano chiama, la piazza risponde, voce collettiva che rompe le onde. Linea chiara, rotta precisa, senza controllo deriva improvvisa. 18 aprile, segna la data, questa è la voce, non viene fermata. Senza paura, voce che guida. Padroni a casa nostra, casa nostra. Sotto il Duomo alza il tono. Milano chiama, siamo il suono. Senza paura siamo noi. Padroni a casa nostra noi. 18 aprile, lo vuole la gente. Milano risponde, presente presente. Non è slogan,
è voce sicura, il Duomo risponde senza paura. Senza paura, ragazzi, dei gadget stupendi c'erano in distribuzione sabato scorso, li trovate ancora se andate sul sito dei Patrioti. 18 aprile, senza paura, è il titolo di questo pezzo che ora io vi invio gratuitamente se mi scrivete al 34067096599, un omaggio, un ricordo bellissimo per chi ha partecipato a questo evento, ma anche a chi voleva esserci e non è riuscito per le motivazioni più varie e variegate. Ve l'ho detto, è un omaggio che vi do col cuore, a patto che mi facciate un conto corrente postale 37671294, bastardo Sammy Varin, però ragazzi, le pezze al culo continuiamo ad averle. Scherzi a parte, devo fare i complimenti al merchandising, si dice così, dei Patrioti, perché è bellissima la maglietta con scritto 18 aprile, e io mi sono arrovellato per almeno, guarda, sarà stata una mezz'oretta, ci ho pensato, perché nel filmato c'è anche Matteo Salvini che c'ha questa maglietta e molti di voi l'hanno vista, con scritto 10 dietro 18 aprile. E ho detto 18 aprile, 18, c'è scritto solo 18, hai ragione, E ci sono arrivato dopo che il 18 era 18 aprile, il giorno della manifestazione della Lega a Milano. Ti giuro, dici che sono scemo? Sì, non dice. Quando Simone non fa finta di non ascoltarmi vuol dire che annuisce segretamente. Bene, buongiorno da Sammy Varin. Oggi allora per punizione mi autoflagello, mi faccio del male, comincio con il quotidiano La Stampa, ok? Guarda, no, tu dici vorresti almeno per un attimo di gloria, Volete cominciare meglio della Stampa? Vi sto rovinando la giornata con La Stampa? Va bene, d'accordo, perché vi voglio bene, d'accordo. Allora aspettiamo a partire con La Stampa e cominciamo con il vostro quotidiano di riferimento. Eccolo qua, il quotidiano comunista, Il Manifesto. Attenzione al titolo principale, che è poi il claim della giornata odierna, quel famoso decretino sicurezzina che deve essere approvato entro il 25, è approdato alla Camera, deve essere approvato entro il 25, altrimenti decade. E scrive il Manifesto mettendo Piantedosi e la Meloni con una faccia veramente come per dire che cazzata che abbiamo fatto, ma è il Manifesto. Pasticciaccio brutto, scrive oggi il Manifesto, fa paura questa foto, il governo si è sabotato da solo, scrive il Manifesto. Attenzione, che spesso e volentieri, quasi mai, ma ci azzecca il Manifesto. Il decreto sicurezza è una Caporetto, lo buttiamo tutto nel gabinetto, il decreto sicurezza. La norma sugli avvocati pagati per favorire rimpatri dei migranti, respinta dal Quirinale. Lo dicevamo, eravamo lì che guardavamo per aria come dei gattini che aspettano il cibo e lo sapevamo che ci stava guardando il presidente. Alta tensione a Palazzo Chigi nella maggioranza, il testo va cambiato, ma il tempo sta scadendo e può decadere. Che cos'è successo? Lo sapremo tra poco, ma più o meno, se seguite la politica, se come me mangiate pane e politica, e a volte ci viene anche un po' da vomitare perché ce ne mangiamo troppo, capite che si è voluto inserire questa cosettina per cui, visto che fino a ieri gli avvocati erano pagati da noi per fare in modo che il clandestino trovasse un escamotage per restare comunque nel nostro paese e non essere espulso, abbiamo inserito una cosettina piccolina da parte del centrodestra. Non sono stato io, neanche Simone, però qualcuno deve essere frustrato. Il problema è che non si capisce chi sia stato a inserire questo emendamento, per cui l'avvocato viene pagato anche se riesce a farlo ritornare a casa il clandestino. Mica obbligatoriamente, gli fa capire
che è inutile proseguire a fare cause contro cause, eccetera, e non c'hai i requisiti per stare in Italia, torna a casa tua, che è una roba che viene sempre fatta, nel senso che addirittura noi gli diamo dei soldi da sempre al clandestino per rifarsi una vita nella sua casettina, perché ce l'ha la casa, non ce lo dice, ma ce l'ha. E questo ha fatto polemica, nel senso, l'avvocato viene pagato per rimandare a casa il clandestino, l'immigrato, eccetera. Non va bene, è proprio questa cosa che bisogna eliminare. Il problema è che il decreto scade il 25 aprile, quindi deve essere approvato entro il 25 aprile e questa cosettina è ormai dentro e non facciamo più in tempo a rimandarlo al Senato e poi di nuovo alla Camera. Per cui il manifesto scrive pasticciaccio brutto. Ragazzi, sono tutte, ci facciamo ste menate, ragazzi. Lo approviamo e poi facciamo un altro decreto legge, il primo consiglio dei ministri. Oh, santa polenta! Va bene, siamo sul manifesto. Negoziato Iran-USA oggi. Forse, dopo il furto di una petroliera a Teheran, chiude al dialogo, poi riapre con cautela. Non vi sto ad annoiare su questo apre chiudi. Fatto sta che, insomma, prima erano gli iraniani che bloccavano lo stretto di Hormuz, adesso anche gli americani lo hanno bloccato, gli hanno sparato dietro alla petroliera iraniana, gli iraniani si sono arrabbiati, adesso fermi tutti, non passa più nessuno, ma i negoziati ci saranno, perché scade l'ultimatum tra pochi giorni, per cui si potrebbe riprendere la guerra e questa volta Trump fa sul serio. Vedi che ho chiuso praticamente la rassegna stampa di quest'oggi senza colpo ferire. Oh, grazie, mi state scrivendo come siete tutti deficienti più di me, cioè se io sono deficiente dal verbo latino deficior, ok, deponente, quindi mancare di, voi lo siete molto più di me perché mi ascoltate, capisci? Cioè girate su Radio Popolare, Radio 24, Rai 1 e invece scegliete questa radio così strana con una rassegna stampa imprevedibile, quasi uno show, e mi scrivete che la condividete pure, non vi vergognate di fare queste cose. Vabbè. Senti, vado sulla stampa oggi, sì, dai, facciamo la stampa perché lo scoprirete. Scommessa Trump, oggi faccio la pace, scrive quest'oggi il quotidiano La Stampa, e che alla fine è un titolo che ci piace, lo amiamo. Oggi faccio la pace. Cioè un qualche cosa che non vi aspettate da Trump di solito, però lui se ci pensa ancora al premio Nobel magari, no? Oggi faccio la pace, l'Iran accetta di trattare ancora, ma i Pasdaran sono divisi, Vance vola in Pakistan, ma attenzione, in taglio alto, crisi dell'energia, Picchetto dice con il gas a 70 euro pronti a riaprire le centrali a carbone. Picchetto Fratin a UG ha parlato. E questa sarebbe una cosa bellissima, mica tanto, perché inquinano comunque, è una cosa che non possiamo dir di no, ma insomma violerebbe quelle che sono le direttive europee. E insomma a quel punto uno dice ma allora anche il patto di stabilità lo mandiamo a fanculo per qualche tempo, cosa ne ho detto una parolaccia, sì lo so Simone. Siamo in prima pagina sul quotidiano La Stampa, pericolosamente sulla Stampa, ma oggi siamo cretini tutti quanti, abbiamo deciso di farlo così. Intervista alla Schlein. Giustamente, se Picchetto Fratin ha detto pronti ad aprire la centrale a carbone, la Schlein dice mai più il gas russo. Cosa credi? Di riaprire le centrali a carbone e magari pure ti becchi il gas di Putin? No, mai più il gas di Putin. Imitiamo Sanchez, ok? Ebbene, sempre sul quotidiano La Stampa e su tutti i giornali il nostro Francesco, che sta molto di nostro anche da una parte politica, ci mancherebbe, un anno fa la morte del Papa argentino, il ricordo pubblico e privato di chi gli è stato vicino, tanti bei ricordi, soprattutto sui giornali di sinistra, ricordando quel Papa che non c'è più.
Sono sul quotidiano La Stampa e vi dicevo il motivo per cui sono qua. Uno dei motivi è l'opzione carbone, pagina 4 del quotidiano La Stampa. Se la guerra continua, i prezzi di gas e greggio schizzeranno, e il ministro Picchetto che dice pronti a riattivare le nostre centrali. Perché abbiamo ottenuto questa opzione di non chiuderle e di lasciarle lì, e probabilmente sapevamo che c'era questa possibilità. Siamo di fronte a un disastro economico, perché sono 3 anni che la produzione industriale crolla, la situazione è insostenibile, serve tornare a comprare il gas russo subito per sano pragmatismo. Meloni abbia il coraggio di fare come Sanchez, sostiene la deputata dei 5 Stelle Chiara Appendino. In entrambi i poli il tema crea frizioni. Per il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l'asse Lega 5 Stelle sul gas russo è imbarazzante. Siete imbarazzati, ascoltatori? Me lo scrivete per favore? Lo so che ci siete anche voi dei 5 Stelle, mi amate, lo so. Dalla sponda opposta, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè a sua volta frena la Lega, sostenendo che aprire rubinetti con la Russia è l'ultima cosa da fare, perché favorirebbe Mosca allontanando la pace. Che ne pensate? Che ne pensate di riaprire i rubinetti russi? Opzione carbone, comunque il titolo principale, con l'allarme però dei medici sul combustibile fossile, è valutare i costi enormi sulla salute pubblica, se riapriamo le centrali a carbone. Comunque un paginone interessantissimo. Dal punto di vista politico, certo il taccuino di Marcello Sorgi punta su Hormuz e la sintonia Conte-Salvini. Non è ancora chiaro l'andamento delle trattative pakistane per la pace in Iran, non lo consente. Quando Meloni, come ha già annunciato a Parigi, intenda presentarsi in Parlamento per chiedere il voto sulla partecipazione dell'Italia alla missione internazionale di pace avanzata dall'ultimo vertice dei volenterosi. Lo sapete, noi abbiamo dei dragamine. I nostri dragamine, così belli, così funzionano bene, non ce li ha nessuno. Guarda che non sto scherzando, Noi abbiamo i droni che vanno sott'acqua, trattengono il fiato e vanno lì e fanno di quelle cose, ragazzi, e i nostri dragamine sono lì pronti, li stanno lustrando, aggiustano bene che funzionino i cessi, mi raccomando, e li mandiamo a dragare. Ma è chiaro, si deve fermare la guerra, si deve fermare la guerra. I termini della proposta, si sa, non sono chiari nei dettagli. Merz e la premier italiana, ad esempio, hanno chiesto la copertura dell'ONU o almeno della NATO, respinta platealmente da Trump. Macron e Starmer la considerano invece come la prima occasione per testare la nuova alleanza a livello europeo, da affiancare alla stessa NATO in crisi. La Marina italiana, con la copertura del ministro Crosetto, ha fatto sapere di essere la più tecnologicamente avanzata, con 8 cacciamine che scaricano sui fondali droni e robot per intervenire. Insomma, in attesa del via libera delle Camere. Immagini che casino quando le Camere dovranno dare via libera a sta roba. Secondo me invece vanno tutti d'accordo. Tutto è pronto quasi. L'obiettivo di pace volto a ristabilire una più serena navigazione nel Golfo di Hormuz e a limitare o a cancellare gli effetti economici negativi della guerra sui mercati petroliferi dovrebbe spingere anche i partiti più tendenti al pacifismo e all'antimilitarismo delle due coalizioni, cioè Lega e 5 Stelle, a condividere le conclusioni del prossimo dibattito parlamentare, se non proprio con un sì, almeno con un'astensione, e bla bla bla. E insomma, se draghiamo Hormuz a un certo punto va bene per tutti. Che ne dite? Caro energia, siamo sempre sulla Stampa, ragazzi, oggi questo paginone da incorniciare, Caro energia, ira di Salvini contro l'Unione Europea. Ci dicono di viaggiare meno. Cretini! Ha detto così, l'attacco frontale all'inaugurazione dell'Asticuneo. Stop al patto di stabilità o faremo da soli. Ragazzi,
Potentissimo l'articolo di Nicolò Zancan oggi sulla Stampa, e mi spiace che sia proprio sulla Stampa, ma oggi la dovete comprare. L'autostrada più inaugurata d'Italia ieri è stata inaugurata per l'ennesima volta, quella definitiva. Siamo sulla Stampa, cosa pretendete? L'A3 Asti-Cuneo, dopo 30 anni di progetti e lavori, 18 governi, intoppi, rattoppi, 1,5 miliardi di spesa e finalmente realtà. Ragazzi, è arrivato Salvini, gli ha messo il pepe in culo per mesi, e sai, avere il pepe nel culo non è una cosa bella, e anche quelli che non hanno voglia di lavorare hanno dovuto lavorare. Oh, ve l'ho messa lì sul tavolo la realtà, capito mi hai? Quindi doveva essere una giornata di festa, scrive la Stampa, sempre con il pepe in culo. Così era stata pensata sotto al tendone davanti all'ultimo tratto del cantiere. Grissini, tartine, vini del Terre. Ma che cazzo c'entra sta roba con... Capite perché io non leggo questi giornali di sinistra? Comunque, il succo è che Salvini è ritornato in battaglia contro l'Unione Europea e ha detto quello che aveva ripetuto qualche giorno prima in Piazza Duomo, ok? Ci dicono di viaggiare meno, del fare ancora il green, eccetera, eccetera, e piuttosto stop al patto di stabilità. La vogliamo dare una mano a chi sta soffrendo? Perché i rincari ve ne siete accorti facendo il pieno di benzina o di gas. Tutto questo si ripercuote sulla filiera. Non pensate che i supermercati potranno assorbire ancora per molto tempo questi rincari? No, no, no. I supermercati, i ristoranti, il gelato, qualunque cosa comprerete, d'accordo? Compresa chiaramente l'energia elettrica con cui è alimentata la nostra radio. Non abbiamo il negretto che pedala sulla bicicletta per fare l'energia, no, l'avevamo ai tempi di Radio Padania, quello sì, poi abbiamo capito che era razzismo e non l'abbiamo più messo. Dai che sto ridendo un po', ridete anche voi di sinistra ogni tanto, cazzo non riesco a farli ridere neanche. Scrivetemi dai al 340-6709-659, mandatemi a quel paese, io poi vi invio il filmato del rap cattivissimo sulla manifestazione del 18 aprile che abbiamo avuto a Milano. Giro la pagina, sono ancora sul quotidiano La Stampa, secondo me oggi è da amare. Quanto costa? Aspetta che guardo, quant'è che costa La Stampa? Non ha prezzo. 1,90, la pecora canta, 1,90, quasi 2 euro, insomma, bisogna pensarci bene, però è così colmo di emozioni oggi, perché dopo Salvini che dice cretini a voi dell'Europa, e c'è Schlein che dice l'esatto contrario: comprare gas russo aiuta solo Putin, ok? Voi italiani potete morire di fame, più rinnovabili, come ha fatto Sanchez, rinnoviamo le rinnovabili, facciamo girare le pale agli italiani. La segretaria del PD dice Meloni ha impiegato 2 settimane a condannare l'attacco illegale all'Iran. Queste sono le cose importanti per i pedini, mica che gli italiani non ce la fanno più a fare la spesa. Paginone sul quotidiano La Stampa con l'intervista a Elly Schlein. Cambiamo argomento. Mica poi tanto, le sanzioni a Israele, perché questi ce l'hanno perpetuamente con Israele. L'Unione Europea riapre il dossier, oggi vertice decisivo. La Spagna spinge l'Italia e l'Ungheria non frenano più come prima, sul tavolo anche lo sblocco dei 90 miliardi di aiuti all'Ucraina e c'è un paginone anche su questa cosa, ma soprattutto, parlando male sempre di Israele, le minigonne proibite alle soldate, se anche l'IDF sposa l'intolleranza. Oggi è il giorno del ricordo dei soldati e dei civili vittime di terrorismo. Nel giorno in cui Israele si ferma, il silenzio, i nomi, le storie dei soldati e dei civili che hanno perso la vita in servizio, l'esercito israeliano sembra sempre più alle prese con un problema che sarebbe miope liquidare come anomalia o catena di incidenti isolati. Tra le sue file, tra le file dell'esercito israeliano, stiamo parlando male di Israele, serpeggia un'intolleranza sempre meno latente verso gli altri, verso le donne,
persino verso l'idea stessa di esercito come spazio condiviso. Gli episodi si accumulano, signori. Il soldato che vandalizza una statua cristiana nel sud del Libano, le soldate obbligate a indossare pantaloni lunghi alla maratona di Gerusalemme nonostante il caldo, quelle processate alla corte marziale per essersi presentate al congedo in canottiera e minigonne, i paramedici della polizia di frontiera condannati a una settimana di carcere militare per aver offeso la religione e l'ebraismo perché hanno acceso un barbecue nella base durante lo Shabbat. Signori, rimaniamo a bocca aperta, non posso far altro che fermarmi e mandare una canzone. Prendo fiato e vado anche a piangere. Vedi come vi intrattengo mentre siete lì che guardate il telefonino e dite: oh, ma cosa aspetta Sammy Varin a inviarmi la canzoncina? Quando meno ve l'aspettate arriverà questa mattina. A voi, popolo di Radio Libertà, che volete sollazzare i vostri amici comunisti con la canzone che riguarda la manifestazione di sabato scorso a Milano e che fa vedere cos'è successo, ma c'è un rapper potentissimo che va assolutamente ascoltato anche se avete 90 anni, ma
dice cose potenti. Scrivete al 340 6709 659. Io per una modica cifra che non vi dico vi invierò questa canzone, ve la invio gratis, dai, perché vi amo. Intanto abbiamo ascoltato il pianista Massimo Magni con Apoteosi, musicista romano classe 1973, ha accettato la sfida con se stesso di riuscire a comporre in pochi mesi una trilogia sinfonica che narra il viaggio di formazione di un cavaliere attraverso prove, metamorfosi e consapevolezza. È il nostro viaggio che ogni mattina facciamo su Radio Libertà con i grandi saluti a chi ci segue in giro per l'Italia con la macchina o col camion, sulla radio DAB ci ascoltate in tutta Italia, ma anche se semplicemente collegate la vostra autoradio al telefonino, scaricando l'applicazione di Radio Libertà, sentite la vostra radio nelle casse dell'autoradio utilizzando il telefonino. Roba complicata? Non penso proprio, e fatevelo insegnare. Ciao naturalmente da quelli che ci seguono da casa sul sito di Radio Libertà o che preferiscono YouTube o Facebook, in particolare sulla pagina di Lega Salvini Premier. Qualche messaggino? Ciao Sammy, mi mandi il video con la canzone? No, tutti che lo vogliono. Ciao Sammy, per favore, mi mandi il link di Padroni a casa nostra. Si chiama proprio così questo rapper. Lo metto sullo stato di WhatsApp. Bravo Matteo, sempre duro. Per favore, mandamela. Ciao Sammy, mi puoi mandare per favore il video e la canzone? Daniela, l'avrai. Porta pazienza, sto facendo la rassegna stampa. Buongiorno Sammy, gradirei avere la canzone. Venite clandestini in Italia, mal che vada avrete assistenza e soldi rientrando nel vostro paese. Provaci sempre, troppo buoni nel messaggio, più decisione e rigidità chi entra da clandestini, unico messaggio che capiscono. Lo so Maurizio, bisogna spiegarlo anche a quell'inquilino di sopra. Buongiorno Sammy, sono Andrea da Terni, complimenti per la trasmissione, la canzone è stupenda, c'è su Spotify? Andrea, mi pare di no, su Lega Salvini Premier l'hanno pubblicata, però non ho idea se si possa scaricare. Per quello che oggi ho detto facciamo un regalo a tutti i nostri amici comunisti che dicono che non c'era nessuno in piazza, perché oltre alla canzoncina c'è anche un video molto carino. Scrivetemi al 340 6709 659 e io vi invio tutto quanto sul telefonino e poi decidete voi cosa farne di questa cosa. Prima di tutto è una roba che pompa davvero. Chiaro, non è adatta a chi soffre di cuore, ma allora nessuno più l'ascolterebbe, tutti prendiamo qualche pastiglietto ogni giorno, però per un minuto, dura poco più di un minuto, si può anche fare, poi si ascolta e si riascolta, dice tante cose velocemente perché è reppata, ma dice tutte cose che ci piacciono. Buongiorno a tutti, riaprire al gas russo subito e basta soldi all'Ucraina. L'ennesima follia di un ministro incompetente di questo governo, riaprire le centrali a carbone, ripariamo o rapporti con la Russia? Lo so, capito, facciamo l'uno e l'altro magari. Sammy, mandami la canzone del 18 col filmato. Da quando Salvini va d'accordo con Gonde, scrive Marco da Milano, e sul gas russo si potrebbe anche fare. Poi qui abbiamo c'è gente che insiste e il problema è che voi siete anche bravi, poi ci azzeccate, che davvero la Lega potrebbe far cadere il governo tra pochi mesi. E lo so, detta così, io vi sto parlando dal fortino della Lega, io sono in via Bellerio, capito? La radio è in via Bellerio e potrebbero scendere i gendarmi padani a portarmi via. Però non sono io che lo dico, lo stanno dicendo in molti nostri ascoltatori, è quasi una previsione. Stiamo prevedendo dai fondi del caffè, fatemene un altro, che cosa potrebbe accadere quando il governo da Draghi, Conte, Meloni con i loro soldi rubati a noi cittadini, ci restituendo gli euro regalati a chi si fa di cocaina e caga nei cessi d'oro. Mamma mia ragazzi miei, ma cosa bevete voi la sera prima? E quando gli assassini da vaccino saranno messi al muro e fucilati? Bene, fatevi una reppata anche voi, magari sempre duro, scrive quest'altro. Ok, stiamo trascendendo, tracimando, ditela come volete. Io sapete che
che faccio per non sapere né leggere né scrivere? Vado sulla Stampa, così sono sicuro di non sbagliare. Nel nome del mio Dio, scrive a pagina 7 il quotidiano La Stampa. Attenzione, titolo potente ma giusto. Nella guerra mondiale a pezzi la frattura non è geografica ma mentale, identitaria, spirituale. Dall'Ucraina al Medio Oriente il conflitto diventa uno scontro tra le fedi e dentro di loro. Sembra una stupidata. Pagina 7 della Stampa, l'analisi di Gabriele Segre, nel nome del mio Dio. E si parla di quello che è successo in questa guerra, in queste guerre. Tel Aviv laica contro destra messianica, Teheran democratica contro regime violento. È come un puzzle geopolitico lanciato giù per le scale. Si mischia e non si ricompone. E naturalmente su tutti i giornali, anche sulla Stampa, c'è l'oltraggio alla statua del Cristo. Ieri mi pare fosse un riquadrettino solo su Repubblica, qualcosa del genere, ma non era confermato. Adesso è stato proprio confermato questo oltraggio, vediamo in radiovisione. E sono arrivate le scuse di Netanyahu. Il primo ministro si è detto sbalordito e rattristato, come la stragrande maggioranza degli israeliani, dal gesto di un riservista che ha distrutto una statua di Gesù in Libano. Condanno fermamente l'accaduto, ha detto, promettendo severi provvedimenti contro il responsabile. Chiaro che in queste pagine che vi sto leggendo sulla Stampa c'è un continuo attacco a Israele, insomma è proprio sotto traccia, non se ne accorge assolutamente nessuno. Rimpatri. Ok, adesso l'attacco è contro di noi, contro chi vorrebbe mettere delle regole un po' più dure per chi entra illegalmente nel nostro paese o si fa gli affaracci suoi fottendosene della nostra Costituzione. Ma proprio perché c'è la Costituzione è arrivato l'alt del colle sui rimpatri. Ma il governo, scrive la Stampa, tira dritto. Tempi stretti per il DL. Dubbi sul famoso bonus per gli avvocati. Mantovano corre al Quirinale, povero Mantovano, gli è venuto un fiatone. Avanti Andrea, presto. E adesso cosa facciamo? E non facciamo niente perché non c'è più tempo, perché questo decreto scade il 25 aprile. Adesso alla Camera bisogna sbrigarsi. Lo mandiamo avanti così com'è? Sì, perché no? E poi al primo Consiglio dei Ministri sopprimeremo quell'articolo. A notte salta la trattativa di mediazione, PD cercano lo scontro. E il capo dello Stato, eccola la foto, che esercita una funzione di controllo sull'equilibrio istituzionale. Vi leggo i nodi sciolti e quelli non sciolti, cioè le cose che piacciono al PD e quelle che non gli piacciono, cioè praticamente tutto. Sfratti e rifusione dei danni. La proposta della Lega di estendere, in questo decreto, di estendere gli sfratti veloci anche alle seconde case occupate è diventata un ordine del giorno, come quella di Fratelli d'Italia per escludere da risarcimento danni i parenti di chi ha commesso un reato. Coltelli e stupefacenti. Approvata invece la deroga sul porto di coltelli sotto i 5 centimetri anche senza motivo, così come la lieve entità nella detenzione di stupefacenti e la lotta ai parcheggiatori abusivi. Cauzione zone rosse. Sono invece sparite dal testo UE cavalli di battaglia evocati dalla Lega. Qui è scritto Laga. Salve, noi siamo la Lega, amici della Stampa. Cioè, vabbè che vi hanno comprato, però parlano sempre italiano. Questi sono italianissimi, quelli che vi hanno... un po' veneti, forse. La cauzione danni per chi organizza una manifestazione nelle zone rosse a difesa degli agenti impegnati a contrastare le piazze. Vabbè, niente di che, ragazzi. Fatto sta che il famoso bonus per gli avvocati che convincono l'immigrato a ritornare a casa sua e probabilmente non ci sarà. Se modificato il testo rischia di decadere. Veleni sulla Lega, scrive la Stampa, usa il caso contro Piantedosi. È un pasticcio, come scrive oggi appunto il Manifesto. Per fortuna c'è Sara Chelani, troveremo altre soluzioni, non era un sistema di premi.
La deputata di Fratelli d'Italia in visita a Jadè in Albania. A giugno arriverà la svolta. All'opposizione replico che 180 milioni l'anno per i centri albanesi sono una goccia nell'oceano. L'obiettivo finale è farli anche in Africa. Bella intervista contando che siamo sul quotidiano La Stampa. Oggi assolutamente controcorrente, Sammy Varin, assolutamente sì, ma per farmi perdonare adesso vado sulla Verità, che la Verità te la spedisce proprio in apertura. Vogliono impedire i rimpatri. Mattarella pronto al solito sgambetto, Mantovano sul colle. Il duro scontro sui soldi agli avvocati dei clandestini che scelgono di tornare a casa loro smaschera l'ideologia immigrazionista. Inizia ad andare a regime il centro in Albania finora boicottato dai giudici. Ecco come funziona e chi vi è trattenuto, già 83 espulsi. E poi la notizia che oggi osano scrivere anche altri quotidiani, perché la notizia è che è un minorenne egiziano l'indiziato per l'uccisione di un ragazzo a Pavia con un cacciavite, ok? Te lo mena in prima pagina, è già il quotidiano La Verità, che però mette anche la foto che ieri appunto campeggiava pochissimo come fosse un'indiscrezione. Oggi tutti i giornali la ficcano dentro, la foto del soldato israeliano che profana la statua di Gesù in Libano e Netanyahu rompe la tregua. Oggi dovrebbero riprendere i negoziati USA-Iran a Islamabad, ma sono a rischio per l'azione dell'IDF, travolta dalle polemiche anche per l'atto sacrilego. Trump, intesa subito, ripartono le bombe, tensione più alta nello stretto di Hormuz. Siamo sul quotidiano La Verità. Si è fermato il mouse, dici adesso va scendo un po' più in basso, altra notizia che però La Verità la mette in prima pagina, quasi tutti gli altri giornali ne parlano poco perché probabilmente ci sono passati anche loro. I dopo partita dei calciatori, andare a escort, che si direbbe un'altra cosa, andare a ma dire andare a escort fa più raffinato. I dopo partita dei calciatori, capisci Simone perché il sottoscritto Sammy Varin nei campi di pallone ci coltiverebbe i pomodori, quelli sardi che sono così buoni? Perché è tutto un magna magna o è tutto un scopa scopa se preferisci. Certo, era con le carte chiaramente. 4 arresti e perquisizioni a Milano. Una società che organizzava feste offriva anche ai giocatori di Serie A, quindi quelli che pagano tanto queste escort, un pacchetto completo per fine match, serata in un locale, albergo e squillo, il tutto per qualche migliaio di euro. Ci viene da vomitare? Non penso, ragazzi, penso che siamo nella normalità, o no? Siamo sempre sul quotidiano La Verità, non so da dove partire perché veramente oggi è un Luna Park il quotidiano La Verità. Entro dentro, vediamo un attimo qual è il primo argomento, è quello dell'assistenza e dei rimpatri. Allora, da una parte è certo ora la polemica sul famoso decreto, ma sulla Verità e anche su altri quotidiani si scrive che va a pieno regime il centro per migranti aperto in Albania. Finora rispediti a casa 83 stranieri. Pronta anche la struttura che dovrebbe valutare le domande d'asilo, bloccata dai giudici. Matteo Carnielletto, inviato a Jadè in Albania, ci parla di questo centro e dice che lager, ci sono medici, psicologi, una stanza per i legali, una sala operatoria. Sta funzionando. Paginone quest'oggi sul funzionamento di questi centri in Albania che, lo sapete, anche il resto dell'Europa sta pensando di fare la stessa cosa. E poi si spiega chi frequenta questi centri: droga,
rapine, violenze sui minori, l'80% degli ospiti ha commesso reati. Le toghe finora ne hanno liberati la metà. Bisogna compilare una richiesta di protezione. Bisogna leggere i curricula degli ospiti di Jadè per rendersi conto che quella che si sta affrontando qui non è solo una partita che ha a che fare con la gestione dell'immigrazione regolare, ma soprattutto con la sicurezza del paese. L'80% di chi è transitato dal CPR in Albania ha commesso reati. Non c'è ideologia, sono i numeri a parlare. Reati che hanno a che fare con droga, anche traffico internazionale, rapine, violenze contro minori, detenzione di materiale pornografico, pornografia minorile, adescamento di minorenni, violenza sessuale aggravata, pornografia virtuale e poi reati contro la persona, minaccia aggravata, tentato omicidio per esempio, oppure crimini commessi in ambito familiare, spesso contro il coniuge, in particolare violenza sessuale e maltrattamenti. Infine reati in materia di immigrazione, violazione del codice della strada, anche con guida senza patente. Praticamente il bello e cattivo tempo che questi hanno sempre fatto qua in Italia, perché non essendo regolari cosa gliene frega. Allora la domandona del Sammy Varinona che fa a voi ben pensanti di M, ma questi li vorreste vedere ciabattanti in Italia? Li volete qua da noi, soprattutto voi, Mahonna, che ci seguite dalla Toscana, non volete CPR? È così la situazione? 340 6709 659. Scrivetemi un WhatsApp, ragazzi, ve li leggo tutti tra 10 minuti. 340 6709 659 e in omaggio avrete la canzoncina Padroni a casa nostra, il clam, la parola d'ordine della manifestazione che la Lega ha tenuto con i patrioti sabato scorso in Piazza Duomo. Sono un buon venditore di pentole, posso andare? Vuoi una pentolina? Un bricco per fare il latte? C'ha già tutto Simone. Sinistra e PM provano a cancellare la norma che agevola le espulsioni. Vedi come la mette giù in modo differente il quotidiano La Verità? È chiaro, è una supposta. Sappiate che questa supposta prima o poi ve la dovete infilare, perché abbiamo usato troppo. Il bonus da 615 euro voluto dal governo per gli avvocati che convincono gli stranieri a tornare nel loro paese darebbe un colpo alla fabbrica dei clandestini e a chi ci lucra. Ecco perché vogliono farlo saltare, ma soprattutto vogliono pagare gli avvocati solo se riescono a farli restare qui i clandestini, capito? La bravura dell'avvocato viene ricompensata se il clandestino ce lo sorbiamo e ce lo manteniamo. Se invece riusciamo a farlo tornare a casa sua, aiutandolo economicamente, eccetera, no, allora niente, non viene pagato l'avvocato. Un po' razzista, Semivarino oggi. Dubbi del Colle sulla legge, eppure Forza Italia frena. Volete baciare il vostro amico di Forza Italia, magari vicino di casa? Da una parte avete il comunista, dall'altra quello di Forza Italia. Ragazzi, io non uscirei più di casa. Il capo dello Stato sarebbe pronto a non firmare il decreto sicurezza se rimanesse l'emendamento contestato, ma non si capisce perché, scrive La Verità. Mantovano vede Mattarella. La Verità, lo dice Sammy Varin, oltre che La Verità, è che non c'è più tempo, quindi verrà probabilmente promulgato così e poi ci sarà un decretino nel primo Consiglio dei Ministri che cancellerà tutto quanto. Però è chiaro, siamo sempre sul titolo del manifesto: pasticcio. Siamo ancora sulla Verità, signori. Oggi sono 2 i giornali che vi consiglio, dovete spendere: La Stampa, quindi diventate comunisti per qualche ora, e poi il quotidiano La Verità, perché dice le cose come sono. 16enne egiziano ammazza col cacciavite. C'è qualcosa da aggiungere? Cioè, tu dici, però anche gli italiani, sì, stiamo imparando da loro.
Sono loro i nostri capibranco, sono loro che ci insegna come ammazzare, ci insegnano come vivere nelle metropoli. Loro arrivano dalla giungla, sono molto più bravi di noi, ragazzi miei. 16enne egiziano ammazza col cacciavite. Lo scrive solo il quotidiano La Verità. Ha coraggio di dire questa cosa. Gabriele Vaccaro, 25 anni, colpito mortalmente al collo da un minore di origini africane dopo un battibecco in un bar di Pavia. Il ragazzino, assieme ad altri complici, lo ha raggiunto in un posteggio e l'ha pugnalato con l'utensile appuntito. Inutili i soccorsi. Pagina 5 del quotidiano La Verità. Un'altra cosa che ha fatto scalpore, questa cosa della Svizzera che ha mandato le fatture per i feriti italiani di Cras Montanà. Lungi da me difendere la Svizzera, attenzione, però vi arriva anche quando siete ricoverati qua in Italia, vi danno la fattura di quello che ci sarebbe di quello che lo Stato ha pagato, ok, per il vostro ricovero, per questo, per quell'altro. Anche quando fate una visita c'è scritto quanto effettivamente viene a costare la visita, o no? Sono l'unico pirla che dice ste cose. Fatto sta che la Svizzera ha mandato fatture monstre ai feriti italiani di Cras Montanà. Le famiglie hanno ricevuto conti fino a 75.000 euro per 15 ore di ricovero nella Confederazione. Sono dei ladri, ma la verità è che comunque non sa da pagare questa cosa. L'importante, qui c'è la postilletta, è che non la facciano pagare al Servizio Sanitario Nazionale Italiano. Va bene, perché altrimenti saremmo sempre noi a pagare. Oggi la polemicuzza c'è su tutti i quotidiani. Siamo ancora sul quotidiano La Verità. Gli USA sequestrano una nave nello stretto, Teheran dice pirati, sarà rappresaglia, e adesso fanno la gara, chi è più pirata? Bisogna ridere, ragazzi, questa è una rassegna stampa anche per ridere, per tenervi lì col fiato sospeso, ma per dire ce la facciamo anche quest'oggi. Alziamo il culo dal divano, andiamo a lavorare, andiamo a studiare, facciamo una passeggiata col cane, o in mancanza del cane portatevi dietro me, giuro non abbaio più di tanto. Israele profana la statua di Gesù e straccia la tregua con il Libano, la pagina 7 del quotidiano La Verità. Ma c'è anche la Bulgaria. La Bulgaria nell'euro in barba al popolo. 4 mesi dopo vince un Orbán. Cos'è successo? Sofia ha ignorato le proteste dei cittadini contro l'ingresso nella moneta unica. Risultato? Trionfa un candidato scettico sull'Unione Europea e per il dialogo con la Russia. La sinistra non aveva ancora finito di brindare per l'Ungheria e Maddalena Loi. Sono passati pochi giorni dall'esito delle elezioni ungheresi che hanno visto l'ex premier Orbán sconfitto da un politico membro della famiglia dei popolari europei, Magyar, inspiegabilmente acclamato dai progressisti, perché è di destra pure lui. Ieri mattina sul tavolo della Presidente della Commissione Europea von der Leyen, al 13° piano del Palazzo Berlaymont a Bruxelles, è atterrato un altro spinoso dossier dell'area dell'ex cortina di ferro, quello bulgaro. L'ex presidente della Repubblica Rumena Radev, sostenuto dal nuovo partito Bulgaria Progressista, fondato a marzo, ha infatti vinto le elezioni parlamentari di domenica, ottenendo la maggioranza bulgara assoluta con il 44,7% dei voti, bla 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 bla, 30 punti percentuali in più rispetto al partito conservatore GERB di Borisov, che ha riscosso il consenso di appena il 13% degli elettori. Siamo in Bulgaria, il risultato deve essere bulgaro, ok? Non è sicuro, per usare un eufemismo, che la vittoria di Radev sia una buona notizia per la von der Leyen, la presidente che dopo una prima legislatura orientata a sinistra, dopo le elezioni europee del 2024 ha cercato di barcamenarsi virando il timone del suo esecutivo più verso il centrodestra. Di fatto la vittoria del neo premier bulgaro rappresenta un cortocircuito per Bruxelles, essendo stata accolta con favore
offre sia dalla Russia che dall'Unione Europea. Il Cremlino ha definito positive le dichiarazioni di Radev a favore del dialogo con la Russia, ma anche donna Ursula gli ha espresso le sue vive congratulazioni facendo buon viso a cattivo gioco. Come finirà? Stiamo a vedere. Calcio ed escort, 4 arresti a Milano, smantellato un giro di prostituzione d'alto bordo che coinvolgerebbe alcuni giocatori di Serie A. Ce li fate i nomi, per favore? Almeno lo aboliamo sto calcio e basta. Facciamo calciatori solo italiani, anzi solo padani, e la meniamo e basta con sta cosa. La base dei festini era Cinisello Balsamo, che qua dietro i clienti assumevano gas esilarante, che è quello che non lascia traccia, ridono tutti e fanno anche tutto il resto, ma sì, adesso c'è la pausa, va bene, un attimo ancora, lite e rimpastino, il centrodestra si gioca tutto, e se lo dice anche La Verità, pagina 15, vuol dire che è vero. Allora c'è Forza Italia che continua a non sbloccare la nomina del leghista Freni in Consob, sembrava fosse fatta, adesso che succede? Al suo posto vuole la promozione interna di Cornelli. La partita tocca pure i vari incarichi di sottogoverno, e per la coalizione restano i nodi di grandi città, Milano, Roma e Napoli, e della Sicilia. Fratelli d'Italia vorrebbe sostituire Del Mastro con Chelani, ma lei propenderebbe per rimanere dov'è, per Palazzo Marino. Lupi è in pole position, ma va, mentre sulla capitale è ancora tutto sospeso. Se volete sapere tutti i boatos, andate oggi a acquistare il quotidiano La Verità, pagina 15. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Italia bersaglio di correnti più fredde orientali, ne consegue una fase di instabilità. In mattinata nuvolosità sparsa al centro-nord, con rovesci ancora possibili soprattutto all'estremo nord-ovest e tra Marche e Romagna. Andrà meglio altrove. Nel pomeriggio l'instabilità si concentrerà sulle regioni del Medio Adriatico, con possibili fenomeni temporaleschi. Non da escludere rovesci sparsi anche sulle prealpi settentrionali. Clima un po' più fresco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
e non posso toccarlo. Io lo sogno e non posso averlo. E più di ogni altra cosa io vorrei restare sempre insieme a lui, ma io sola sarò. Case vuote abiterò. Lui no, non avrò amici, forse troverò. Continuerò a domandarmi quali sono le ragioni, ma io sola sarò. Case vuote abiterò. Io da sola, lunghe strade percorrerò. Lui non più, lui non più, io sentirò. I suoi occhi nei miei occhi avrò, ma solo in sogno io averlo potrò. Ed io sola sarò. Case vuote abiterò. Lui no, non avrò amici, forse troverò. Continuerò a domandarmi quali sono le ragioni, ma io sola sarò. Case vuote abiterò. Lui no, non avrò amici, forse troverò. Continuerò a domandarmi quali sono le ragioni, ma io sola sarò. Ah no, non dire così. Lara Letizia, io sola sarò. È una canzone che ci lascia un po' basiti, come del resto vi lascia basiti ascoltare questa rassegna stampa. Lara Letizia, una ballad pop con richiami di bossa nova, cantando l'autonomia emotiva in questo pezzo nato dal sodalizio familiare con il padre, che è l'autore di musica e parole. Lara Letizia, io sola sarò. Con il buongiorno rinnovato c'è Sammy Varini in diretta nazionale su Radio Libertà. Grazie a tutti coloro che stanno ricevendo sul loro cellulare il messaggino di Sammy Varino. Eh sì, mi avete scritto al 340-6709-659, vi ho inviato il filmato con la canzoncina Padroni a casa nostra, roba buona, introvabile sul web, certo, e quella che abbiamo trasmesso dal palco sabato alla manifestazione della Lega. Quindi che ci foste anche voi, che non siate riusciti a venire, che eravate invece a manifestare coi centri sociali, se mi scrivete al 340-6709-659 vi invio il pezzo e anche il video. È roba tosta. Cioè non pensate che sia un valzerino, questo è il valzer del moscerino, no, niente moscerini, è roba cattiva. Per una volta abbiamo parlato la lingua dei Maranza, dei centri sociali, così ci capiscono anche loro, che eravamo tosti, che eravamo incazzati, che eravamo in tanti sabato scorso in Piazza Duomo. Pietro,
mi scrive Sammy, la notizia più vera che hai detto questa mattina è quella dei pomodori sardi, sono buonissimi e croccanti, vero Pietro? Ma soprattutto li vogliamo coltivare negli stadi al posto di questo cacchio di sport schifoso che è il pallone? La facciamo una rivoluzione di questo tipo? Mi sa che sono l'unico. Caro Enzo, grazie, sono contento, tutti che ringraziano, ma non ringraziate, adesso lo metto sullo stato di WhatsApp, no, lo dovete anche inviare a parenti o amici questo video che vi ho inviato, dai, ve lo faccio risentire, dai, no, non resisto, ve lo faccio risentire, troppo potente, veramente. Io ringrazio soprattutto l'organizzazione, Lucrezia, i tanti amici che hanno lavorato nella regia dietro il palco sabato scorso alla manifestazione della Lega dei Patrioti, perché era una bella squadra, ci siamo divertiti, poi c'era Matteo Salvini che girava ogni 5 minuti e Bardellà che ripassava l'italiano, insomma è stata una bella emozione, i governatori che hanno sfilato, dai fammela risentire, senti, per cominciare in maniera potente la mattinata, solo roba buona oggi da Sammy Varin. Milano, 18 aprile, Duomo, senza paura, niente filtro, padroni a casa nostra. Confini, gestione strategica, linea geopolitica, scelta logica, perdi controllo, rotta demografica, paghi nel sociale, sfera economica, clima più teso, la gente lo registra, non serve report, leggi dalla vista, sicurezza base, condizione realista, la libertà non si perde di vista. Milano chiama, la piazza risponde, voce collettiva che rompe le onde, linea chiara, rotta precisa, senza controllo deriva improvvisa, 18 aprile, segna la data, questa è la voce, non viene fermata, senza paura, voce che guida, padroni a casa nostra, sotto il Duomo alza il tono, Milano chiama, siamo il suono, poppa, senza paura siamo noi, poppa, padroni a casa nostra noi. 18 aprile, lo vuole la gente, Milano risponde, presente, non è slogan, è voce sicura, il Duomo risponde, senza paura. Cioè ragazzi, lo so, non è musica adatta a noi grandicelli, però più la sentiamo più ci piace, soprattutto il merchandising che trovate sul sito dei Patrioti, che molti avete preso anche alla manifestazione, sono delle magliette bellissime che io ho passato ai miei figli, che la passeranno a loro volta a qualche amico o amica, perché anche tra i giovani ragazzi c'è questa incazzatura verso certi benpensanti che non si accorgono delle problematiche dei nostri territori. C'è molta incazzatura all'interno dei giovani. Eccolo, continuate a scrivermi, vorrei il video con la canzone Siamo padroni a casa nostra, ma lo avrai, ma certamente, ci mancherebbe. C'è solo l'audio, lo metto come suoneria? No, c'è anche il video, c'è anche il video, se volete anche l'audio, c'ho anche solo l'audio, però è un lavoraccio. Lorenzo da Como, fare come in Spagna non mi pare la soluzione migliore, lo chiede la Slime, fare come fa Sanchez. L'Italia sì, perché li sta facendo entrare tutti, li avete visti ciabattare per le strade, mamma che paura in Spagna, che assomigliava anche molto alla Sardegna quella zona. L'Italia è un paese che punta molto sulle bellezze paesaggistiche, deturparle con miriadi di pale eoliche, parlava giustamente del green, sarebbe controproducente. Se la cosa fosse temporanea, meglio bruciare un po' di carbone, tanto ci sono paesi che già lo fanno senza alcuno scrupolo. Buona giornata e mi mandi la canzone, ma certo l'avrai, mi mandate la canzone padroni a casa nostra, grazie Gianluca. Cioè non è che io adesso chiedo un aiuto, però insomma se volete ringraziarci attraverso il conto corrente postale 37671294, la prima volta che andate in posta, conto corrente postale 37671294, perché siamo gli unici che fanno ste cose, nessuno ha questa fantasia o forse ha il permesso di fare queste cose. Dobbiamo ringraziare la direzione, Sallustica, Inarca, chi ci riesce a capire o forse non ci capisce ma ci permette di farlo. Conto corrente postale 37671294 per aiutare questa radio, dedicato a Radio Libertà, contributo volontario 5 euro, anche dal sito radiolibertà.net. In alto a destra c'è scritto dona ora.
Fate un aiuto a questa radio per sopravvivere. La prossima cosa da comprare, sai cosa sono? Sono i padiglioni delle cuffie, perché stanno andando a brandelli. Lo so che fa schifo dire questa cosa, però è la verità. Fatti criminali dopo il no del referendum sono in ascesa esponenziale, ovviamente, ma il governo si vuole svegliare. Sì, ma lo vedi, appena si è svegliato il governo e ha fatto questo codicillo da inserire nel decreto sicurezza, immediatamente il Quirinale ha acceso il faro, cioè ci hanno beccato subito. Ma la Spagna sta prendendo gas russo e allora, punto di domanda. Buongiorno Sammy, dopo il nulla del governo Meloni, solo viaggi e photo opportunity e record di clandestini e criminali per le strade al nord, al sud la mafia controlla, non penso che sarò motivato ad alzare il culo dalla poltrona per andare a votare altri 5 anni di Melona. Per me 5 sono stati più che sufficienti. Vinca chi vinca, difficile fare peggio. L'unica cosa era avere Salvini agli interni. Lo hanno impantanato alle infrastrutture avanti in prossimi. Caro ascoltatrice o ascoltatore, se non andrai a votare è meglio che tu non esca più di casa, perché non avrai una vita facile, non certo per colpa nostra, per colpa di qualcun altro che governerà sotto casa tua. E mi fermo, è il caso di alzare il culo e andare a votare, soprattutto a fine maggio quando si vota per le amministrative, ma attenzione, anche qualunque cosa accada, e chiaramente Salvini agli interni lo stiamo aspettando, non vediamo l'ora. Elena Gobbi, veramente carina la nuova canzone Padroni a casa nostra, piace anche a noi boomer. Fantastica giornata sabato alla faccia dei rosiconi. Brava Elena, ti abbiamo visto e abbiamo visto tantissimi di voi. Io ero dietro il palco, ho fatto un giro veloce, ma poi non riuscivo perché appena finiva il leader e io dovevo annunciare quell'altro, capisci? Quindi va bene, sto cincischiando, diciamo così la verità. Sammy Varin cincischia al posto di fare rassegna stampa, vado sul Libero per farmi perdonare. Lo mette in prima pagina senza vergogna il conto svizzero, lo sfregio degli ospedali, fatture fino a 75.000 euro alle vittime di Crans Montana, le famiglie, un colpo, poi le scuse dai cantoni, pagheremo tutto noi. Ma attenzione, anche Libero oggi è potentissimo, stupratori, assassini, ladri, curricula da CPR albanese. Anche sul Libero oggi si parla di chi è passato dal famoso centro in Albania. Siamo sempre sul Libero, l'editoriale di Mario Secchi. Si vota tra un anno e il centrodestra non ha già perso. Io pensavo essere scritto ha già perso. Non ha già perso. Il centrodestra è in crisi? No. Ha perso il referendum, non le elezioni che arriveranno tra più di un anno, in uno scenario diverso. Ci sono molti illusi a sinistra e non pochi pessimisti a destra. Li stiamo sentendo, mi state scrivendo, signori. Mario Secchi non è un mago, è un Mario Secchi. E sinceramente, se cominciate a essere pessimisti voi di destra, vuol dire che fate vincere la sinistra, Ma la maggioranza ha ottenuto stabilità finanziaria, credibilità sui mercati, occupazione a 24 milioni, PIL in linea con l'Unione Europea e sopra Francia e Germania. Bardella era incazzato, cioè loro hanno la benzina a 2,5 euro, cioè roba pazzesca. Il governo francese non ha fatto niente, faccia di serpente. Noi almeno un po' di accise le abbiamo abbassate, o no? Dopo l'affermazione del no nel referendum, Meloni ha fatto scelta strategica chiara: niente rimpasto di governo per capitalizzare la continuità e il prossimo record di durata dell'esecutivo. Sostituire altri ministri dopo le dimissioni di Santanchè e Del Mastro è impossibile senza passare per il Quirinale e un bis. La continuità non può essere continuismo. Questa è la prova che Meloni dovrà affrontare nei prossimi mesi, una fase di tempesta geopolitica piena di scogli,
il sistema dell'informazione è in larghissima parte ostile, Telemeloni alla Rai è inesistente, Mediaset è qui e anche là, la 7 è la roccaforte delle guardie rosse, fioccheranno le inchieste, i casi del giorno, gli spioni, i dossieraggi, la solita brodaglia della propaganda della rotativa unica, sono già partiti. Ragazzi, e lo sapete che questa è una delle poche radio che cerca di raccontarla in modo diverso. Vi devo aggiungere altro? No. Avete capito? Resta un punto chiave, l'incertezza elettorale. L'opposizione non offre ancora un'alternativa programmatica visibile, vero, il campo largo è di idee ristrette e pericolose, la lettura è semplice, risultati macro e tenuta istituzionale alimentano la narrativa di solidità del governo, la decisione di non sostituire ministri è una linea di coerenza e rifiuto di soluzioni cosmetiche. La posta in gioco è la rielezione che, va detto con chiarezza, dipenderà meno dall'attuale record di durata e più dalla capacità di tradurre la stabilità in proposta concreta. Il governo si logora, è fisiologico, ma l'opposizione senza idee presto suonerà come un disco rotto. Oggi, prima pagina del quotidiano Libero. Di spalla, Mantovano al Quirinale, anche qui Fausto Carioti ci parla dei dubbi del Colle sulla legge per i rimpatri. L'intervista con la Poli Bortone, mi tatuo l'MSI, voglio portarlo nell'aldilà. Alegher. No, per dire, ognuno si tatua quello che vuole. Io ti dico, non ho tatuaggi, ma mi piacerebbe tanto il guerrierino, l'Alberto da Giussano. Mi piacerebbe, anzi, so che c'è un esercito di ascoltatori che mi sta sentendo in diretta o sui social o quando capita. C'è un tatuatore che mi fa l'Alberto da Giussano. Tu conosci qualcuno? No, solo svastiche e robe, ok. No, se c'è qualcuno, mi offro volontario. Non lo dite ai miei figli, se no poi lo vogliono fare anche loro. Stupratori, ladri, assassini, signori, ecco chi sono i migranti trattenuti in Albania. Fratelli d'Italia dice il CPR è un modello, una delegazione di parlamentari è andata a Tirana, sono 527 gli immigrati che sono transitati dalla struttura di Jadè, 83 di loro sono stati espulsi, mentre la maggior parte è stata rimessa in libertà dai giudici. Siamo all'avanguardia in Europa, sinistra ancora smentita, scrive la Chelani, che comunque, pur essendo di Fratelli d'Italia, è una di quelle più attive, ok? La battaglia dei magistrati contro i centri. A giugno è in vigore il patto europeo con il via libera alle strutture, ma le toghe contestano la famosa lista dei paesi sicuri. Adesso però le norme UE danno ragione al governo, quindi vi fanno il riassunto oggi sul quotidiano Libero, importante per questo, per essere aggiornati. E alla pagina numero 3 siamo anche noi aggiornati con i dubbi del Quirinale sul premio per i rimpatri, cioè il premio lo dobbiamo dare all'avvocato che il clandestino lo fa restare qua attaccandoci a codicilli, eccetera. Trovano sempre la via, ma se l'avvocato riesce a convincerlo che forse è meglio che torni a dare una mano nel suo paese, non lo premiamo, ok? Si va verso un nuovo decreto, scrive oggi Libero. Mattarella interviene contro l'incentivo di 615 euro per gli avvocati che convincono gli irregolari a tornare in patria. Colloquio con Mantovano. Il centrodestra studia un provvedimento che cancelli la norma contestata, te l'ho detto, finirà così. A rappresentante legale che assiste il cittadino straniero nel rimpatrio volontario assistito sarebbe stato riconosciuto un compenso e lo emaneranno così il decreto e poi si farà un altro decretino. Mi devo fermare? Sì, c'è il Qui Parlamento con l'onorevole Giglio Vigna, ma voi continuate a scrivermi al 340-6709-659. Oggi Sammy Varin non regala pentole, signori, ma vi regala lo spot, il video della canzoncina che abbiamo sentito nella bellissima manifestazione di sabato scorso, Padroni a casa nostra. Qui Parlamento. L'onorevole Gignovia ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, onorevole.
Grazie, Seconda Presidente, interrogazione onorevoli presentata colleghi. dalla Lega, la illustra l'onorevole Giglio Vigna. Affrontando una fase di estrema criticità a causa del nuovo e incontrollato rialzo dei prezzi dei carburanti e delle materie prime energetiche. Questa dinamica non solo erode drasticamente il potere d'acquisto delle famiglie, ma mette a rischio la sopravvivenza di interi comparti produttivi, dal trasporto logistico all'agricoltura fino alla piccola e media impresa. Come affermato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, se la crisi in Medio Oriente proseguisse, sarebbe inevitabile per l'Unione Europea valutare un nuovo stop del patto, e anche ANCI e altri importanti stakeholder hanno alzato l'allarme. È necessario quindi che l'Europa riconosca questa situazione come una circostanza eccezionale che consenta l'attivazione di clausole di salvaguardia al fine di scorporare dal calcolo del deficit gli investimenti e le misure di emergenza destinati a contrastare l'aumento dei prezzi dei carburanti e a sostenere la resilienza energetica nazionale. Il Paese è veramente preoccupato e chiediamo all'Europa di farsi sentire. Grazie onorevole. Il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro. Grazie signor Presidente. Premetto all'onorevole interrogante che, come è noto, il governo italiano è intervenuto con un decreto legge della portata di 5 miliardi di euro per far fronte alla situazione che si è determinata nel momento stesso in cui è iniziato il conflitto medio orientale, e che si aggiunge peraltro alla situazione pregressa e comunque in corso della invasione della Russia in Ucraina. Per quanto riguarda la questione europea, anche la Presidente von der Leyen il 13 aprile non ha potuto che riconoscere che le importazioni di combustibili fossili a parità di quantità sono aumentate nell'ultimo mese di 24 miliardi di euro. Ecco allora che correttamente il problema va trasferito all'interno dell'Unione Europea, e penso di poter dire che la Commissione ha iniziato a fare alcune proposte che ovviamente devono essere oggetto di valutazione. In particolare mi permetto di sottolineare il coordinamento delle attività di approvvigionamento energetico, la situazione di una maggior flessibilità degli aiuti di Stato, tant'è vero che si pensa di poter ritornare all'adozione di quelle norme del temporary framework che avevano caratterizzato una certa fase della politica europea. Da ultimo, in queste ore è apparsa l'idea di poter liberalizzare almeno fino al 50% gli aiuti di Stato per quanto riguarda il settore agricolo e il settore dell'autotrasporto. Certo è che penso di poter dire il vero problema è intervenire sui costi e sulle componenti della bolletta elettrica, per la quale penso che la revisione della disciplina dell'ETS sia una revisione reciprocamente condivisa. Voglio qui rispondere però alla sua domanda, cioè quella relativa all'utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione. Al riguardo devo dire che attualmente ciò non è possibile perché la norma e il regolamento europeo prevedono al riguardo solo investimenti e non politiche che possono riguardare la spesa corrente. Quindi sotto il profilo della spesa di investimenti l'FSC già programma ed ha esaurito la sua fase di programmazione. Per quanto riguarda la spesa corrente occorre, se si vuole ricorrere allo strumento dell'FSC, decisamente una modifica dei regolamenti europei. Il ministro Grazie, Foti dice no alla proposta della Lega. I facoltà fondi di di coesione parlare. servono per L'onorevole investimenti e non Giglio. per la spesa corrente. Per abbassare il costo dell'energia serviranno quindi altre misure. Bene, grazie Ministro, grazie onorevoli colleghi anche per l'attenzione per questo importantissimo tema. Ovviamente è innegabile che l'intervento diretto del governo è qualcosa che è stato
recepito in modo positivo dal nostro sistema produttivo e dai nostri cittadini. È chiaro che come Lega guardiamo in modo assolutamente positivo questa idea che arriva dalla Commissione di una maggiore flessibilità per quel che riguarda gli aiuti di Stato, soprattutto per due settori importantissimi come l'agricoltura e la logistica. Chiediamo ovviamente al governo di monitorare il lavoro della Commissione e di andare in quella direzione come posizione italiana e di chiedere alla Commissione di andare in quella direzione. La posizione della Lega, signor Ministro, rimane una sospensione totale del patto di stabilità come c'è già stata nel periodo della pandemia, nel periodo del Covid. Rimaniamo e siamo dell'idea che questo periodo storico, da un punto di vista del settore produttivo e da un punto di vista dei nostri cittadini, sia grave come il periodo della pandemia, e quindi riteniamo che l'Unione Europea abbia l'obbligo di andare in quella direzione, sospensione del patto di stabilità, e chiaramente continuiamo a chiedere al governo di chiedere all'Unione Europea di prendere questa posizione. In questo ovviamente noi come Parlamento e noi come gruppo Lega ci siamo e ci saremo. Grazie. Grazie. La Lega insiste, onorevole bisogna rivedere L'onorevole Gignovia ha facoltà. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ruggine rottami seccati al sole, fuori dalla città. E l'autostrada è come un fiume d'asfalto per andare al mare. La luce ci riveste di tranquillità, fuori dall'autogrill. Prendo un caffè che stiamo ancora dormendo e poi faccio il pieno. Venere mi è apparsa ma non so chi è. La fredda luce del mattino se ne va e lascia spazio al primo lampo di fuoco proprio sulle tue spalle. E la mia canzone volava. Se non ti piace puoi dormire ancora 1000 giorni di te di me. Quanti portoghesi ci sono in strada, sul veicolo lungo, e non li vede, io ti vedo e mi accorgo che sai già di mare. Sabbia tra le dita dei piedi e luci di lampare, e tu che non sogni ancora i baci sul porto, se me li darai. Sbircia il sole sul tuo scollo di plissé, corre forte questo stronzo dietro me. Se la spiaggia non ci attende stanotte,
ne voltiamo le spalle. E la mia canzone ancora va. Se non ti piace puoi dormire ancora. Vincenzo, io ti ammazzerò. La mia canzone ancora va. Se non ti piace puoi dormire ancora. La mia banda suona il rock. Ma come cazzo fai a dormire ancora? E siamo contenti perché vedi, è una vita che, lo diciamo, come cazzo fai a dormire ancora? Cioè, alza la testa, svegliati. Lo dice anche Alessandro Cerea da Luino in provincia di Varese, questo pezzo Nervi. Lo amiamo perché la sua proposta musicale si inserisce nel solco della tradizione da cantautore, quella storica, anni 60-70, arricchita da sonorità indie, pop, rock, sperimentazioni elettroniche. Roba buona questa Nervi di Alessandro Cerea che trovate facilmente sugli store digitali. Oh, non trovate invece nei supermercati la proposta non musicale, però sono sicuro che ve la canta una canzone che volete voi, la scegliete, ti fa anche da jukebox. È lui, quello dell'olio più buono e naturale, l'olio che non si trova nei supermercati, l'olio di Alberto Acerbis. Buongiorno Sammy, il mattino all'oro in bocca. Il mattino all'oro in bocca, così diceva il mio nonno. Io spero che si senta bene perché sto tornando da Pulpenazzo del Garda, è un posto meraviglioso, perché inizia la fioritura adesso, un momento importante, tanto quanto la frangitura, tanto quanto il taglio della pianta, la concimazione, quindi sono momenti delicati perché uno pensa, Sammy, prendo l'olio e non è che cresce sulla pianta, è pronto fatto. Io curare la pianta, il terreno, il territorio, la pazienza, l'attenzione. Noi poi, sai, arriva la mosca, non arriva la mosca alle aria. Tutto questo impegno diventa olio extravergine di oliva Acerbis. Ma secondo voi, cari amiche e cari amici, noi ci mettiamo a tribulare, lavorare, proprio come ho detto prima, la concimazione, il taglio della pianta, la frangitura, e poi secondo voi noi portiamo l'olio nei cestoni fuori dai supermercati, magari le bottiglie a agosto nel piazzale a 40 gradi, così mi rovina tutto il lavoro? No, bravo Sammy, l'olio Acerbis non c'è nei negozi, non c'è nei supermercati, chiaramente con tutto il rispetto per i negozi e i supermercati sono comunque fonte di lavoro per tante e tante famiglie. Il nostro olio ve lo portiamo a casa. L'offerta è questa. Io promisi, tu non ti ricordi perché ormai sei una certa età, quindi capisci che tu ti dimentichi, dai, è normale, dai, ci sta. Io dissi il momento della raccolta delle olive, ve lo ricordo io stesso, vi dissi, io fino a fine giugno blocco il prezzo dell'olio 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro di estratto a freddo Acerbis, analisi chimiche disponibili per il medico, per il nutrizionista, per chi volete voi. Trasporto non lo pagate, 6 bottiglie da litro. Quindi io ridico questa cosa, approfittatene. Ordinate se volete 6 bottiglie da 1 litro di olio Acerbis, imbottigliamo tutte le mattine sulle sponde del lago di Garda per darvi un qualcosa di straordinario, di unico, ve lo portiamo a casa in maniera perfetta, ok? Quindi il numero per ordinare è questo, 030 68 40 408. C'è un sito internet, anche lì stiamo lavorando tanto, grazie mille, olioacerbis.com, vedete la nostra storia, c'è la sezione delle creme, degli integratori, olio Acerbis, prenotate anche dal sito.
L'unica cosa che dico è questa, Sammy, ma per correttezza nei vostri confronti, noi siamo un'industria, non abbiamo fatto tanto olio, non chiamatemi a giugno che volete l'olio per il giorno dopo, perché dobbiamo fare le cose fatte bene. Tornando a parlare di musica dopo ho finito, le note sono sempre quelle, non cambiano, ma dipende come le metti sullo spartito per fare una sinfonia. Noi cerchiamo di metterle in maniera perfetta, quindi chiamate, prenotate per giugno, per fine maggio, imbottigliamo 2 giorni prima, questo è. olioacerbis.com, prenotate subito il vostro olio se volete, perché noi rimarremo sempre quelli della scarpetta. Vi voglio bene, buona musica, buona informazione, avanti tutta. Grazie ad Alberto Acerbi, se la suona e se la canta, ma signori, provate a fare la prova della bruschetta mettendoci sopra l'olio extravergine di oliva Acerbis, oppure andate a trovare mio padre, vive ad Arcore, e chiedetegli di farvi un'insalata mista come la fa lui, condita con l'olio Acerbis, ragazzi, indimenticabili. 9:10, buongiorno, come va? Come va? Vi vedo allegri questa mattina e sono contento perché sono riuscito a strapparvi qualche sorriso anche con questa canzoncina Padroni a casa nostra che vi sto inviando, un ricordo per chi è venuto alla manifestazione di sabato scorso, un ricordo per chi non è riuscito a venire ma l'ha seguita e soprattutto ha visto le foto schifose che hanno pubblicato i giornali di sinistra con 4 gatti in Piazza Duomo, e non era proprio così. Scrivetemi 3406709659 a tutti coloro che mi scrivono un whatsappino. Sammy Varin vi invia la canzone e anche il video. Torno in rassegna stampa, devo correre come al solito e voilà, siamo sul quotidiano Libero. Il sistema Tombolini tra picchiatori antagonisti, prof che evocano pistole e fondi per gli arrestati. Siamo sempre lì. Scusate che si è risvegliato il mio computer, era un po' che non mi faceva lo scherzettino, ma per ricordarvi che dovete aiutare Radio Libertà, soprattutto voi che state ricevendo sul vostro cellulare il regalino di Sammy Varin e quindi il video e la canzoncina Padroni a casa nostra. Ricordatevi che magari un conto corrente postale 37671294 intestato a Radio Libertà con 5 euro di contributo volontario potreste anche farcelo, non vi sentiate in dovere, però insomma anche sul sito radiolibertà.net, cliccando in alto a destra dona ora. Questo ci serve per comprare un computer nuovo che sia un po' meno comunista. Dicevamo del sistema Tombolini e c'è la foto sempre sua, questo signore con la faccia tanto simpatica, Mattia Tombolini, l'ex assistente di Ilaria Salis, che si è fatto la foto sotto la redazione di Libero scrivendo che c'erano puzze strane, che non c'erano manifestazioni dei centri sociali in quel momento, no? L'ex assistente della Salis ha rapporti solidi con i centri sociali e i politici di AVS. Nel suo nuovo libro ospita le tesi di Mark Bray: gli Antifa vanno armati. Vanno armati gli antifascisti, ed è attivo per racimolare soldi per le spese legali dei martellatori rossi. Il sistema Tombolini, ne parla quest'oggi Libero, che in taglio basso però parla anche del PM che chiede 8 condanne per gli scontri per Rami, il corteo del 30 gennaio 2025 a Torino, fino a 3 anni di carcere per i violenti, tra loro membri di Askatasuna, danni per 128.000 euro. Chissà chi li pagherà. Giro di nuovo la pagina e questa è una notizia che comincia a sfiorare i vari quotidiani. Si parla di rotte alternative per il gas, per i combustibili. Teheran ci vuole tagliare il gas, l'Italia sta girando l'ostacolo. Sventato un attacco terroristico contro l'oleodotto dell'Azerbaigian che ogni anno rifornisce il nostro paese di 9,4 milioni di tonnellate di petrolio. Arabi e turchi studiano altri percorsi. Fatto sta
che Matteo Legnani ci racconta che cominciamo anche noi a guardarci, e infatti la Meloni è pronta per partire. Dove andrà? Andrà giustamente a parlare con qualcun altro che ci può far avere il combustibile. Tu dici, la Meloni va in Russia? Non penso proprio, però magari. Giro di nuovo la pagina, ragazzi. Altra notizia vera, nel bene o nel male, in questo caso forse nel bene, a pagina 10 di Libero, la fanteria va in pensione, parliamo di guerra, sostituita da droni e robot. Il confine artificiale dei conflitti. Negli ultimi 3 mesi l'Ucraina ha compiuto 22.000 missioni con veicoli guidati da remoto e gli USA clonano la tecnologia degli Shahed iraniani. E insomma, la guerra in Ucraina passerà alla storia, scrive Carlo Nicolato sul Libero, come la prima guerra combattuta principalmente dai droni, ma anche la prima dove sono stati usati dei robot di terra. Quella in Iran invece è la guerra dell'intelligenza artificiale, dei laser, dell'uso sistematico delle capacità satellitari e dei droni sottomarini, la nuova frontiera della Marina che gli USA stanno utilizzando per individuare le mine nello stretto di Hormuz, riducendo al minimo, se non a zero, i rischi per il proprio personale. In guerra il futuro è già presente, tanto che è lecito pensare che i prossimi conflitti saranno combattuti senza più l'uso della fanteria, ma anche con un ridotto apporto degli aerei da caccia e delle mastodontiche costosissime portaerei. Paginone oggi sul quotidiano Libero, che ci parla di come si fa la nuova guerra. Non avremo mai un vantaggio numerico sul nemico, dobbiamo superarlo attraverso la tecnologia per evitare perdite umane, dicono i comandanti dell'Ucraina. Di nuovo girare la pagina. Ed eccolo qua, il pontificato di Francesco che ha lacerato la Chiesa, la mette diciamo in maniera diversa la questione. Oggi il quotidiano Libero, tutti i giornali piangono, è un anno che è morto Francesco, eccetera. Nel Libero scrive invece il pontificato di Francesco che ha lacerato la Chiesa, un anno dalla morte di Bergoglio, dalla dottrina Obama alla resa al governo cinese, il Papa argentino ha creato confusione nei cattolici e lasciato macerie. È chiaro che ci manca, però neanche poi tanto, soprattutto queste aperture verso il mondo gay, LGBT, eccetera, eccetera, che poi sono difficili da risistemare. Adriana Poli Bortone, siamo sul quotidiano Libero, è stata intervistata a pagina 15, si è fatta il tatuaggio dell'MSI, me lo porto nell'aldilà e andrò al 25 aprile. Il sindaco di Lecce difende con orgoglio la sua scelta, reazioni spropositate, a sinistra l'orizzonte è limitato, la democrazia non può vivere di censure, Almirante ci insegnò il rispetto della dignità e libertà di pensiero. Oggi Francesco Storace, la intervista a pagina 15 del quotidiano Libero. Giro di nuovo la pagina ed eccola qua, pagina 18, la notizia dell'assurdo delitto di Pavia. È un ragazzino egiziano che per una lite ha ucciso con un cacciavite in gola. Il 16enne accusato dell'omicidio del 25enne Gabriele Vaccaro era già stato denunciato in passato per porto abusivo di armi, capite? Non è che ce l'abbiamo con questi figli del barcone, ci mancherebbe altro. Il problema è che stanno insegnando ai nostri figli come si vive e quindi cacciavite in mano, con un cacciavite in mano fa miracoli, è che adesso te lo tieni in mano e vai a sgozzare chi ti sta sulle balle, oppure il macettino da tasca, certo. E questi stanno insegnando ai nostri figli che si fa così, che non si esce di casa se non hai un'arma in tasca. Un tempo era roba da terroni, scusate, non è un'offesa, era una roba da persone che arrivano dal sud e che al sud c'è questa cosa che bisogna difendersi in questo modo. Noi qui al nord siamo dei poveri cretini, non ne siamo capaci, siamo dei polentoni di merda che pensiamo sempre soltanto al lavoro.
adesso ci stiamo svegliando pure noi insomma dobbiamo andare in giro anche noi col coltello? Sembra incredibile. Il sedicenne accusato dell'omicidio era stato già denunciato in passato perché aveva armi in tasca. Il litigio in un locale per una ragazza, poi l'agguato mortale in un parcheggio. Paginone per ricordare questo Gabriele. Giro di nuovo la pagina. Eccola qua la notizia che, ripeto, è la stranezza che non viene più messa neanche più di tanto nelle prime pagine. Siamo a pagina 19, come fosse una cosa normale, a quanto pare lo è davvero. Intanto cominciate a irrorare le nostre linee telefoniche. Dai, svegliatemi un po' il Simone, che oggi veramente il Simone continua a sentirsi la canzoncina Padroni a casa nostra, mi stai rimbecillendo? Chiamate 0292947222 per entrare in diretta. E intanto a pagina 19, Movida, escort e calciatori, l'inchiesta che arriva in Serie A. E io non vedo l'ora che si facciano i nomi. Chi sono quelli che vanno a escort? Spendendo i tanti soldi che hanno, in qualche modo devono pur spenderli soprattutto. Avranno delle mogli e dei figli? Quest'altra domanda. No. Milano, sequestrati profitti per 1.200.000 euro. Movida, escort e calciatori, l'inchiesta che arriva in Serie A. Ci coltiviamo i pomodori nei campi di pallone? Ci state? Arrestati 4 responsabili di una società che organizzava eventi in locali alla moda. L'accusa è sfruttamento della prostituzione, offerti pacchetti all inclusive tra i clienti, anche calciatori, anche. Adesso ti salta fuori qualche politico, ci fregano subito Sammy Varin. Zitto per favore. Io non frequento locali alla moda, proprio non sono l'ultimo. Chiamate 0292947222. Avvenire. In prima pagina in taglio alto c'è Francesco e le beatitudini come profezia contro i potentati, un anno fa la morte di Papa Bergoglio, ma in centropagina si tratta o forse no. Il presidente Trump minaccia nuovi pesanti bombardamenti nel caso di un mancato accordo, Vance in Pakistan per l'ultimo negoziato alla fine della tregua, l'Iran potrebbe non esserci, l'Unione Europea insiste per la soluzione dei 2 stati Israele e Palestina, possibili sanzioni per i coloni. Siamo sempre sul quotidiano Avvenire, il gesto del soldato israeliano, l'indignazione senza confini per il crocifisso di Debel profanato nel sud del Libano. 0292947222. Ora siete chiamati a intervenire, a dire la vostra, a commentare le notizie del giorno. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Vorrei lanciare un appello a quanti, pur essendo leghisti, non sono più con noi o stanno pensando di andarsene da noi. Nel senso che muoiono. Pensavo nel senso che muoiono, dicevano. No. Okay. Ecco, stanno pensando magari di traslocare da Vannacci o in Grande Nord e quelle robe lì. Allora ragazzi, tenete presente che il cane in chiesa nella politica italiana siamo noi. Perché nessun partito, nessun movimento è ostracizzato dai media, dagli altri politici, che ci sta, dalle istituzioni in generale come noi. Perché? Perché siamo noi gli unici che almeno riusciamo a dire le cose che tanti di voi che siete all'ascolto pensate e nessuno ha il coraggio di dire. Più si abbandona la Lega, più si indebolisce la capacità della Lega di incidere e di spiegare le cose. A me è capitato domenica pomeriggio, c'era la Sardone a Mantova, di parlare con un paio di persone, uno di Bologna, uno mi sembra di Cremona, che erano in giro per turismo, e uno mi diceva che sta pensando di andare come Vannacci pur essendo della Lega, e un altro mi diceva che però noi non siamo più quelli di una volta e quindi sta pensando di non votare più, eccetera. Bravi, fate il gioco delle sinistre, fate il gioco dei nostri amici di Forza Italia che non vedono l'ora di andarsene col PD, e le avvisaglie ci sono tutte per le prossime elezioni, perché vedrete che o si spezza il partito di Forza Italia, quindi un pezzo rimane di qua e un pezzo va di là, oppure tutto il partito va di là perché la famiglia Berlusconi ha bisogno di un Forza Italia accompagnato
al PD come accade in Europa. Quindi ragazzi, pensateci bene prima di cambiare casacca, perché più siamo più abbiamo la possibilità di incidere, altrimenti non riusciremo a fare niente e finiremo cinesizzati e islamizzati. Ciao Sammy, grazie. Grazie, vi sentite cinesizzati? Beh, è chiaro che se mollate la Lega e poi andate avanti a dire le stesse cose che dice la Lega, capisci un attimo quanto vale restare nella Lega, nell'unica Lega, signori. Facciamo squadra, giustamente, c'è corrente! Se ci sono delle correnti, vada per le correnti, ma siamo d'accordo, diciamo le stesse cose, vogliamo modificare gli ingranaggi di questo governo senza rompere tutto quanto? Lo facciamo tutti insieme, ma è chiaro che se ci disperdiamo l'effetto è simile a zero e provochiamo il sorriso del PD. Sorridono meno quelli del dossier. Il Corriere lo mette in prima pagina, questa notizia non è ancora scoppiata del tutto, anche perché si sa ancora poco. Dossier 007 sotto accusa, ritornano i dossieraggi. Perquisizioni a Roma e a Milano, indagato per peculato l'ex numero 2 dei servizi del Deo. Il PM, dicono, una centrale parallela di spionaggio per condizionare politica e imprese. Insomma, ancora una volta dossier per condizionare affari e politica, una centrale abusiva di spioni dal fatturato considerevole. Staremo a vedere cosa succede. 029294 7222 per entrare in diretta. Pronto? Per entrare in diretta, buongiorno signor Semmi. Eccola, ciao. Allora, signor Semmi, apriamo bene le orecchie. Io vorrei intervenire oggi sul caso della professoressa, ripeto, professoressa, non è una qualsiasi, che si è permessa di tagliare i capelli di 2 ragazzine della terza media di Mestre. Ok. Questa professoressa, ripeto, si è permessa di tagliare i capelli di 2 ragazzine e ha tolto le forbici dalla sua tasca, ripeto, le forbici dalla sua tasca e si è messa a tagliare naturalmente i capelli di queste 2 ragazzine che naturalmente sono rimaste sotto shock. Poi ci meravigliamo che i nostri giovani hanno i coltelli in tasca, anche i professori, se è così, si vogliono chiamare, come ha fatto a prendersi la laurea questa signora professoressa, e noi genitori vogliamo che questi professori educino i nostri figli. In aggiunta il governo gli aumenta pure lo stipendio e i nostri pensionati ci tolgono parte della pensione. Tutto questo, signor Semmi, per vostra conoscenza. Chiariamo anche questa cosa qua, che non mi sembra abbastanza chiara. E nessuno lo dice, naturalmente, compresi i giornalisti. Grazie, no? grazie. È compreso il sottoscritto, in effetti, perché oggi c'era su un quotidiano, ho evitato di leggerla perché ancora non si è chiarita la situazione e sinceramente mi sembra una roba così da pazzi. Si può anche impazzire a fare il professore. Chiaro che se qualcuno si avvicinasse e cercasse di tagliare i capelli a Sammy Varin rimarrebbe un po' male. 0292947222, siamo sempre sul Corriere. Le preoccupazioni dell'Unione Europea per la svolta in Bulgaria e domani si vota su Kiev e insomma è praticamente la Bulgaria che è andata a destra. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Sammy, sono Gabriele di Perugia. Là. Volevo fare un appello anch'io agli amici leghisti. Non dovete comprare prodotti pubblicizzati sia sulle televisioni e le radio di Mediaset per fargli cambiare strada, perché Mediaset e le radio di Mediaset sono andati da tutt'altra parte. Quindi non comprate i prodotti che fanno la pubblicità su quelle radio e televisioni. Io penso che potremmo tirare fuori qualcosa di buono.
Grazie caro, grazie davvero. Eccola qua, la notizia è sul Corriere, c'è un mezzo paginone. Sospesa l'insegnante che ha tagliato i capelli a 2 alunne, Mestre, la preside convoca la docente, le studentesse e i genitori, la prof rischia fino al licenziamento. Chiaro che se adesso cominciamo a dire dagli alla professoressa, cioè già queste rischiano, già gli alunni vanno a scuola con il coltello, insomma. Ancora una chiamata, pronto? Pronto, mi senti? Chiamo Quella. da Trieste, ciao. Ciao. Allora, quello che ti volevo dire è che noi, anche come Lega a Milano, tutti contro Bruxelles, ma guarda che il Parlamento europeo è stato democraticamente eletto dai cittadini. I 705 deputati sono stati eletti dai cittadini, i 27 rappresentanti del partito appunto del Parlamento europeo è nominato dai partiti, quindi siamo noi. Non è vero che quelli di Bruxelles non sono stati eletti, sono stati eletti, solo che sono una banda di coglioni, tutto qua è il discorso. E poi i dipendenti di Bruxelles sono 32.000 se guardi i dati. Solo il comune di Roma ha 23.000 dipendenti e ancora dicono che sono pochi, quindi c'è del marcio anche in casa nostra, mi pare, no? Ciao. Grazie. Il governo pronto a tornare al carbone. Chiudiamo con questa notizia, pagina 14 del quotidiano Il Tempo. La frase di Pichetto Fratin: possibile se il gas supera 70 euro a megawatt. Magari anche un po' prima di essere morti, Piquet. Lo scenario che smonta il Green Deal illustrato ieri al convegno del Giornale e Moneta, la crisi in Medio Oriente, pronti a tornare al carbone. E con questa notizia Sammy Varin qua si ferma, ringraziandovi per la partecipazione a questo show. Grazie a Simone che lo ha mandato avanti, ma è una minaccia. Io ritorno questa mattina alle ore 11.